servire un cliente, utilizzo proprio questo termine servire, vuol dire proprio essergli vicino, consigliarlo, non è un acquisto freddo, messo nel carrello e via. No, nasce un rapporto ed è proprio questo rapporto sociale umano che stiamo anche riportando. Dobbiamo tener conto che ogni impresa, piccola impresa, è formata da persone. Le persone non sono degli automi. La nostra porta è sempre aperta per qualsiasi tipo di consulenza e anche di problematica. Noi non possiamo che fare un augurio a tutti di ripartire e di trovare la grinta e la voglia di stare nel nostro territorio e sfruttarlo il più possibile. Andiamo avanti come abbiamo sempre fatto fino ad oggi, negli ultimi 2 anni, ovvero cerchiamo di rendere il servizio sempre più smart, sempre più accessibile, sempre più facile e utilizzabile dai nostri clienti, io li chiamo non utenti, perché chi paga un servizio deve sempre essere considerato un cliente. E sarà un periodo in cui bisognerà riscoprire la territorialità e di conseguenza riscoprire quegli spazi presenti nei vari territori affinché diventino luoghi in cui le comunità locali possano costruire delle opportunità sia per i giovani che per gli adulti nell'ambito di ciò che chiamiamo esperienze trasformazionali, cioè che permettono alle persone di scoprire la propria vocazione, la propria passione, il proprio progetto di vita. La nostra peculiarità è un po' questa, cioè noi siamo andati fin da subito, partendo dal punto di vista del giocatore, siamo andati alla ricerca di donne e uomini che in età adulta o da ragazzi, insomma diciamo dalla maggiore età in poi, continuano a portare delle pratiche ludiche tradizionali nei vari luoghi d'Italia, e molto spesso questi luoghi sono anche luoghi meravigliosi, sono tra i borghi più belli d'Italia, siti UNESCO, frazioni in posti meravigliosi.